c'è un pezzetto di possibilità di non perdere il treno, di rientrare in un circolo perché ci sono degli interessi costituiti. Non hai il timore, ma io faccio un po' pessimista per via delle 6 ore alla Tisana e un po' cosa, perché ormai sono preso questa parte, non c'è il timore che per esempio la capacità di questi interessi costituiti di essere in connessione per esempio con una delle tradizioni della rappresentanza nel nostro modello di sviluppo, la politica sia ormai completamente o molto assolutamente recisa, che non ci sia insomma, nessuna il grosso problema connessione. dei partiti dell'opposizione in Italia è proprio il fatto che hanno tagliato i legami con le persone, con i protagonisti sociali, cioè non sono riusciti in tutti questi anni di crisi della politica, no? Cioè vuol dire, queste cose noi adesso, io le dico così alla mia maniera, insomma, che sono un artigiano, uno che zappa la terra del Signore, ecco, diciamo che le racconto. Quindi, però insomma sono anche un testimone privilegiato, perché sono 3 anni che vado in giro, abbiamo mandato in onda 44 ore in prima serata e vi assicuro che 44 ore in prima serata ha voglia, storie, facce, contesti, territori, ho parlato con persone. Era possibile, si doveva fare, i partiti del centro-sinistra hanno attraversato crisi una dietro l'altra, e ogni crisi arrivavano, ogni volta si diceva dobbiamo aprire, chi ha fatto il lingotto, cambiamo segretario eccetera, cambiamo meno segretari ma ascoltiamo più le persone, soprattutto facciamo in modo che queste persone che elaborano nei vari settori possono entrare in circolo tra di loro e poi portare qualcosa sul tavolo poi della pratica politica, quando si devono decidere i famosi 4 o 5 punti, no? Berlusconi ha detto 5 punti. Valore aggiunto 0, cioè su delle frasi, non so come slogan, no? Più o meno, cioè, poi va a vedere, cioè, come la vuoi fare la riforma della giustizia, non lo sappiamo come la vuoi fare perché grazie a Dio Diciamo, c'è è già molto semplice, già ricicciato. Allora, vi ricordate i vari cantieri, le fabbriche, Prodi, eccetera, hanno fatto faldoni così di idee, no? Poi dopo a un certo punto, allora se non riprendiamo a fare politica, e per riprendere a fare politica ci vuole a livello nazionale, poi alla fine questa roba, ha ragione lui, deve trovare uno sfogo, una sua rappresentanza nazionale, e certamente consegniamo il paese a quelli che la politica la odiano, perché la verità di quest'ultima svolta italiana, che è molto diversa dalle altre, è diversa dal governo del 94. Noi abbiamo l'abitudine a vedere un Berlusconi vecchio, no? Anzi che vecchio ancora di più, in bianco e nero, istituto luce, un po' fascista, un po' fuori, uno che parla in terza persona come il Del Bello Gallico di se stesso, no? Cioè, e non ne capiamo la modernità, e la modernità sta nel fatto che lui sta proponendo una cosa che se funziona tutta l'Europa ci vorrebbe montare sopra, perché è molto più facile governare senza democrazia o a democrazia ridotta, no? Dove non ci sono le scelte, una democrazia che non ha bisogno di noi, tutta sta gente si perde tempo con tutti voi, capito? Perché io devo andare a chiedere agli insegnanti quando faccio la riforma della giustizia? La faccio in 5 minuti col voto di fiducia e poi a quelli gli dico che sono i soliti comunisti e che portano pure i bambini in piazza.